È stato stilato un bilancio della nuova gestione dell'IPAB Casson, cambio della guardia avvenuto lo scorso marzo quando è stato instaurato il nuovo consiglio di amministrazione. Tutte le case di riposo del Veneto sembra stiano vivendo momenti non troppo sereni, nonostante questo in questi primi mesi i risultati sono stati più che soddisfacenti, come ha affermato l'assessore ai servizi sociali del comune di Chioggia Sandro Marangon. Non si può fare a meno di tenere in debita considerazione il clima e i rapporti distesi che si hanno con l'amministrazione comunale, con la quale si vuole dar vita a nuove sinergie che si svilupperanno concretamente nel prossimo futuro, dando risposte soprattutto alle fasce più fragili della cittadinanza. Soddisfatto anche il sindaco Armelao per l'impegno dimostrato dal CDA anche per creare un ambiente sereno. Il presidente della CSA Casson, Antonio Serraino, ha messo a conoscenza che nei tempi previsti è stata conclusa la procedura di gara per l'ampliamento della struttura residenziale Boschetto, un progetto che ha rischiato di naufragare in quanto non affrontato con la dovuta attenzione. Saranno quindi disponibili 25 nuovi posti letto e per questo va ringraziata l'amministrazione comunale e quella regionale, che sta finanziando il progetto con 1 milione di euro. Altri posti aggiuntivi a pagamento si stanno valutando. Un investimento è stato fatto anche per quanto riguarda il personale, per il quale sono stati sottoscritti accordi con tutte le sigle sindacali e RSU. Conclude il presidente Serraino ringraziando l'amministrazione per la disponibilità dimostrata e il dialogo instaurato. La situazione finanziaria ereditata non era solida ma estremamente critica e per risolvere i problemi finanziari si sta lavorando anche con la Regione. Per non gravare pesantemente sulle famiglie, l'aumento giornaliero di 3 euro che si sarebbe dovuto applicare su base Istat è stato congelato e ridotto a un solo euro. Solo alla farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni potrai entrare in una speciale comfort zone, la cabina per la tua bellezza. Ti potrai rilassare e prenderti del tempo per te, accudita da Alessandra, che userà per te le creme più adatte per darti energia, vigore e relax. L'idea regalo per ogni occasione, una seduta in cabina beauty, una coccola per la persona che ami e a cui tieni. Solo alla farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni, aperta tutte le domeniche mattina.